sarà proprio una bella festa a Raffadale. Sì, ormai siamo al termine di tutto quello che abbiamo pensato in questi mesi, che abbiamo realizzato, soprattutto che le equip hanno realizzato, ecco, che tante persone hanno ideato, progettato e realizzato, e ora stiamo cercando di mettere insieme tutto. Ormai sono gli ultimi giorni, perché ma mancano proprio 3-4 giorni a questo evento. Ci stiamo anche preparando come volontari, questa sera tutti riuniti qua, proprio per fare un balletto così, che è sorpresa per tutti. Insomma, una bella occasione da parte della comunità, molto fermento da parte di tutti, da parte di chiunque. Già il paese è stato addobbato a festa, bandierine, molte altre cose che non vorrei dire, perché così almeno c'è la sorpresa. Le scopriremo il 2. Le scopriremo, Invitiamo quindi le persone. Invitiamo soprattutto i ragazzi, i giovani della nostra diocesi, delle varie parrocchie, proprio a venire a partecipare, a vivere con noi questo momento di gioia, di festa che insomma abbiamo preparato. È da 3 anni che lo dobbiamo fare a Raffadale, quindi non ci sembra l'ora come comunità di accogliere e di finalmente realizzare questo.